Eccoci, torniamo a Valdobbiadene e lo facciamo con torniamo a Valdobbiadene, le colline patrimonio dell'UNESCO, ma in Veneto la bellezza e la natura hanno tante facce, no? Di cui vogliamo parlare questa sera con l'assessore regionale. Me ne sono scritti tutte le sue deleghe perché non sono poche, eh? Turismo, fondi UE, agricoltura e commercio estero. Federico Caner, grazie di essere con noi, buonasera e benvenuto all'appuntamento con Green and Blue. Grazie a lei, buonasera a tutti quanti, grazie per l'invito, ovviamente vedo un pubblico molto folto e interessato, quindi bene questa sera. Senta, Assessore, ho una domanda che sognavo di fare da tempo a un assessore al turismo del Veneto, ma un assessore che deve gestire, che ha nel proprio territorio Venezia, come fa poi a spingere a visitare gli altri territori? Beh, semplice, abbiamo cambiato il brand e abbiamo detto che il Veneto è the land of Venice, cioè dietro a Venezia c'è un territorio che è da scoprire. Del resto sarebbe assurdo, vede, non sfruttare le qualità e la notorietà a livello internazionale di Venezia. Venezia è stata una repubblica per centinaia di anni ed è conosciuta in tutto il mondo, in particolare nell'est asiatico, no? Quindi se lei va in Cina, Venezia è più conosciuta dell'Italia. Questo grazie a Marco Polo, ma anche grazie a, diciamo, al sentire che hanno i cinesi nei confronti del popolo italiano e prima ancora del Veneto addirittura nei confronti dell'impero romano. Loro stimano molto la nostra società e quindi penso che da questo punto di vista noi dobbiamo riuscire a sfruttare Venezia, non solo per far conoscere Venezia che è già conosciuta, anzi fino a poco prima della pandemia noi avevamo il problema dell'overtourism a Venezia, ma abbiamo invece il compito di dire che dietro a Venezia c'è un territorio. Venezia ha dato tanto al Veneto e dobbiamo far capire che Venezia non è più la Venezia conquistatrice dei mari e delle terre, ma dietro a Venezia c'è un'opportunità per le altre città. Dobbiamo farlo capire anche agli amici di Verona, che da questo punto di vista rispetto al Veneto hanno un'identità che è l'identità scaligera, che diciamo è una cosa un po' mista. Lo so. È un po' A forte. volte si sentono poco veneti, ma neanche lombardi, sono scaligeri. Però anche loro hanno capito che il Venezia da questo punto di vista può essere un'opportunità anche per loro. Del resto Peschiera del Garda, che fa parte del tema delle fortezze veneziane e quindi patrimonio dell'UNESCO, uno degli ottimi patrimoni che abbiamo in questo territorio, penso possa essere un qualcosa che fa capire anche a loro cosa significa Venezia per tutta la regione. Senta, ha citato giustamente l'overtourism, no? Perché siamo in una fase in cui legittimamente, al netto naturalmente delle varianti Delta che incombono su di noi, però legittimamente c'è un grande desiderio da parte delle persone di tornare a viaggiare, a muoversi, da parte degli operatori che vivono di turismo, di spingere il turismo e quindi c'è una necessità di recuperare dei livelli pre-pandemia, ma anche questa fase di pandemia, anche i discorsi che ha fatto prima Mario Tozzi ci dicono che la quantità non deve essere l'unico faro, no, in questo momento. Ecco, come si fa a compensare una legittima aspirazione a tornare a fare business in maniera importante con la necessità di, come dire, mettere alcuni filtri, alcune barriere per preservarci, per difenderci, poi alla fine si tratta di questo. Sì, questa è una bella domanda. Innanzitutto non bisogna, diciamo, secondo me, sputare sulla quantità perché fino ad oggi noi abbiamo mangiato su questo piatto e molta economia veneta è cresciuta grazie anche ai numeri che questa regione ha fatto. Quindi oltre 70 milioni di presenze, prima regione turistica d'Italia. Questo è un dato di fatto. È anche vero però che oggi come oggi il mondo sta cambiando, il tema della sostenibilità è un tema fondamentale, importantissimo, non solo nel turismo, ma lo dico anche da neo-assessore all'agricoltura, anche sul tema dell'agricoltura, e qui siamo su un territorio dove si vanno a innestare entrambe le cose e quindi il tema della sostenibilità ci porta a dire che anche il turismo deve essere un turismo selezionato. Attenzione però perché questo non significa non dare la possibilità a chiunque di visitare questo territorio, anche chi magari ha meno possibilità di altri, ma significa aumentare quelli che sono i nostri prodotti turistici, elevare la qualità dei nostri prodotti turistici e anche delle nostre destinazioni. Poi diciamo che la selezione avviene in maniera naturale.